Stiamo parlando di essere aggiornati, tutto quello che il territorio offre, che quindi anche ti arricchisce la professione stessa di chi gestisce una struttura di ricettività, perché non è più star lì e appunto, come diceva lei, poligono dare delle chiavi, ma vuol dire aggiornarsi, formarsi, ricevere degli stimoli e poi saper trasmettere qualche cosa che possa far entusiasmare, appassionare il cliente di quella località, di quel posto. Non è semplice, ci vuole un'empatia, ci vuole una carica anche di energia che voi però, che siete magari titolari di queste strutture, non potete far tutto, dovete saperla trasmettere ai vostri collaboratori. E questo, questo passaggio che sembra quasi banale, e da dietro ci sta tutto. Ma allora, da sempre il turismo è stato, è e continuerà a restare un fenomeno sociale di vicinanza. Cioè, per fruirne bisogna andare sul posto. Noi gli alberghi non li possiamo, come dire, delocalizzare altrove, vendiamo il prodotto del nostro territorio e quindi credo che abbiamo il dovere di essere ambasciatori del nostro territorio, ambasciatori di italianità, perché questo è che anche un cliente straniero si aspetta quando viene in Italia dopo essere stato magari bombardato da tutta una serie di informazioni mediatiche sull'Italia, sui suoi prodotti, sulla moda, sulla cultura, sull'arte. E quindi questo prevede che noi, anche se, ripeto, siamo soggetti a un determinato prodotto, perché siamo operatori della montagna piuttosto che del mare, del lago, delle città d'arte, dobbiamo però anche interessarci di quello che ci sta intorno a tutti noi, perché oggi anche i treni all'alta velocità consentono di raggiungere velocemente delle destinazioni, magari partendo la mattina e rientrando in albergo per la sera si può andare a Milano piuttosto che a Roma, a Milano a fare shopping o a Roma a visitare i Musei Vaticani e quant'altro. Quindi è chiaro che in una giornata magari di mare in cui il meteo non è così favorevole, il cliente possa decidere di spendere una giornata e chiedere delle informazioni all'operatore, e quindi noi dobbiamo essere pronti a dare questo tipo di informazioni, non farci cogliere impreparati, a valerci anche di alcuni supporti che mettono in rete le informazioni di tutto questo, ma credo che resti sempre alla base questa capacità di sorprendere un po' il cliente e fargli vivere veramente una esperienza che possa ricordare al momento del suo rientro a casa. Non c'è del lavoro da fare ancora, indubbiamente. Abbiamo sicuramente l'esigenza di formare non solo gli imprenditori ma anche i nostri collaboratori, e uso un termine collaboratori non a caso e non dipendenti, perché credo che il termine collaboratore preveda anche, diciamo, un coinvolgimento del nostro staff in quelli che sono gli obiettivi aziendali, e questo aiuta poi anche a risolvere altri problemi che sono quelli del capitale umano, cioè un coinvolgimento di tutta la squadra dell'accoglienza nelle strutture ricettive, che sia in grado di dare la giusta percezione di quello che è l'aspettativa di un cliente e, insomma, fargli trascorrere una vacanza come lui si aspetta di fare. Quindi la formazione è importantissima, è forse un aspetto che abbiamo anche un po' dato anche questo un po' per scontato e un po' sottovalutato. Ci sarà da fare un grande lavoro su questo. E le dico, anche noi come Federalberghi Veneto stiamo stringendo delle collaborazioni con l'università, credo che sia un partner importante, come anche con gli ITS che formano questi ragazzi, istituti tecnici superiori, per poter inserire questi ragazzi con delle competenze ben specifiche, delle skill importanti che aiutino poi l'azienda a essere sempre più competitive nel mercato. Infatti, un secondo solo che le interrompo, c'è un messaggio che era arrivato, vediamo se dalla regia me lo possono rimettere anche in onda, così lo leggiamo anche i nostri telespettatori. Buongiorno, mi sono fatto fare un preventivo per 10 giorni al mare in hotel 3 stelle, mezza pensione, siamo in 2 più 2 figli. Bene, vi dico che mi hanno preventivato oltre 5.000 euro, poi ci saranno le spese accessorie, mi spiace, declino. Ma guardi, il tema del rapporto qualità-prezzo è difficile fare una media, cioè non siamo oggi nelle condizioni di dire che tutti gli alberghi a 3 stelle costino 5.000 euro, che costino 2.000 euro, bisogna capire intanto la tipologia di struttura,
al di là della classifica che alle volte può essere anche un po' fuorviante, ma bisogna capire la qualità dei servizi che vengono erogati. Oggi è indubbio però, questo credo che non lo possiamo dimenticare, che il costo delle materie prime ha inciso in maniera significativa sul pacchetto vacanza, così come ha inciso il costo dell'energia elettrica. Sebbene adesso ci sia stato un po' un ridimensionamento in tal senso, non siamo certo tornati ai valori che avevamo prima del 2019 pre-Covid, anche per quanto riguarda il consumo energetico, ma questa è una cosa che credo che vediamo tutti quando andiamo a fare la spesa, il carrello della spesa, ci rendiamo conto di quanto è aumentato in maniera significativa. Ciò detto però, esatto. Quello che voglio sottolineare è quello che è importante, credo, sia sempre una grande attenzione al rapporto qualità-prezzo della struttura ricettiva. Se un albergo, adesso io non conosco la tipologia d'albergo e non voglio entrare nel merito di questo, ma se quella struttura evidentemente è arrivata a fornire un pacchetto vacanza su quel prezzo, dovrà stare molto attenta a non creare aspettative sbagliate ed a erogare i servizi all'altezza di quanto viene richiesto. Credo che l'anno scorso, in periodi di grande polemica dove sembrava che tutti gli italiani fuggissero in Romania, no? E nelle spiagge della Croazia, aver scoperto poi che anche in quelle destinazioni i prezzi erano purtroppo, dico, in maniera significativa aumentati, e quindi non poteva essere certo diverso per chi vuole continuare a erogare qualità. Il prezzo purtroppo ha una leva No, ma questo è significativa. correttissimo, poi si avvicina a un altro settore, però è anche vero che in genere gli imprenditori, le aziende devono rifarersi perché aumentano i prezzi di base. C'è stato un calo, per cui uno si aspettava che magari quest'anno qualche ridimensionamento ci fosse, perché l'energia costa meno, alcune materie prime sono ridimensionate, però i lavoratori, i collaboratori non hanno riscontrato un aumento della loro busta paga. E quindi questi lavoratori, quando vanno in vacanza, fanno due conti e dicono sì, anch'io lavoro in una struttura che ha aumentato i prezzi, però io quello prendo, quello tornerò a prendere e non ci sto più dentro. Non è che rischiamo che, passata la grande boria del risparmio accumulato durante i 2 anni di Covid, perché adesso tanti si giovano di questo pacchetto di soldini gruzzoletto messo via, o di alcuni che lavorando in certi ambiti hanno avuto un incremento di reddito, molti altri lavoratori non si possono più permettere certe cose, quindi noi o abbiamo il turista straniero oppure ai noi. Però guardi, sì, lei ha ragione su questo, io non capisco la difficoltà perché indubbiamente è un tema al quale siamo molto sensibili, però la responsabilità di questo non può ricadere in capo solo esclusivamente agli operatori del turismo, perché ci dimentichiamo No, imprenditori, io sto dicendo certo, in generale. Al di là degli imprenditori, le faccio un riferimento di un'istituzione che imprenditore non è, ma se pensiamo alle banche, che cosa hanno aumentato in termini di tassi di interesse, quando lei fa un mutuo è chiaro che quello poi grava nel bilancio familiare e quindi anche nella scelta della vacanza si deve. Noi abbiamo riscontrato anche una riduzione in qualche caso delle permanenze medie, cioè vuol dire che sono calate le presenze pur essendo aumentati gli arrivi. Ora sappiamo la differenza, no, tra questi due indicatori. Le presenze sono il numero di notti che un turista fa su una destinazione, un albergo. Gli arrivi sono quante persone arrivano in quella destinazione. Allora, le presenze calano quando evidentemente c'è un po' di sofferenza nella capacità di spesa del cliente, che non vuole rinunciare alla vacanza ma riduce probabilmente il numero di permanenze. Però guardi che non sono disposti a rinunciare alla qualità dei servizi, anche se fanno meno giorni, è chiaro, l'aspettativa è quella di comunque avere un rapporto qualitativo importante, e anzi sempre di più e sempre più crescente l'aspettativa in tal senso. Quindi da un lato c'è questo problema dei lavoratori che non è solo italiano, è particolarmente italiano, ma non solo italiano. Noi siamo anche in una fase delicata di rinnovo del contratto, io mi auguro che a breve arriveremo anche al rinnovo del contratto per i nostri collaboratori, perché siamo consapevoli che è una cosa importantissima anche per incentivare a tornare un po' nel nostro settore dopo anni difficili, no? È chiaro che la parte anche economica, non solo, ma anche la parte economica ha una sua rilevanza in tutto questo, quindi siamo fiduciosi che nelle prossime settimane si possa arrivare a una definizione, a una chiusura del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i nostri collaboratori. Poi mi consenta di dire anche questo, ricordiamoci che siamo in un paese purtroppo dove il costo del lavoro è forse al primato più alto in Europa, quindi
anche le imprese fanno fatica a fare certi virtuosismi. Ma infatti ha detto una cosa importantissima, infatti la dicevo, voi imprenditore generalizzato, perché è un discorso che faccio con lei come presidente categoria, ma che poi si fa trasversalmente con chiunque rappresenti un po' le categorie datoriali, è quello relativo al fatto che siccome il costo del lavoro per l'azienda è molto alto e siccome questo è un boomerang, perché dal momento in cui io non produco, faccio l'esempio più stupido del mondo, lavatrici, non vendo più lavatrici perché non posso più permettere, vendo auto, non posso più permettermi di vendere tante auto quante dovrei vendere per raggiungere certi livelli, poi non avendo fatturato sono costretto a lasciare a casa anche i dipendenti. Il mercato dell'auto adesso stiamo vedendo delle situazioni un po' particolari, per esempio, ma tantissimi altri ambiti, l'abbigliamento, commercio, abbigliamento. Certo. Quindi potrebbe essere un discorso anche proprio vostro, come tutta categoria datoriale, che si rivolge al governo della situazione, non a questo o quello passato, al governo della situazione, per dire rivediamo seriamente questo problema, perché diventa il boomerang per l'azienda stessa. Cioè dico, mi viene in mente perché lei dice una cosa che dicono tutti, il problema è il costo del lavoro, verissimo, però alla fin fine il lavoratore è quello che consumerà turismo, per esempio, che potrà o non potrà diventare cliente di una struttura. Siamo molto sensibili a questo tema, non lo stiamo sottovalutando in maniera assoluta. A me personalmente dà un po' di fastidio, non mi è piaciuto come diciamo sul tavolo del contraddittorio che c'è stato tra parte datoriale e dipendenti, una sedia sia sempre rimasta libera a quel tavolo, che è quella del governo. Cioè abbiamo lasciato scontrarsi le parti dei datori di lavoro e dei dipendenti in una guerra, se mi consente, un po' di poveri, ma c'era un grande assente a quel tavolo che era appunto il governo nelle politiche del lavoro. Noi oggi abbiamo bisogno subito di un contratto collettivo nazionale del lavoro che venga rinnovato velocemente, ma abbiamo bisogno di strumenti flessibili, perché comunque guardi che le imprese, proprio perché hanno preso atto della difficoltà di reperire capitale umano e quindi di valorizzare i propri servizi e i propri investimenti, hanno cominciato nonostante tutto a mettere in campo delle politiche di welfare che sono importanti. Infatti, c'è voluto del tempo per farle capire diciamo, il modello di impresa familiare, però che rendono appetibile l'azienda. Rendono appetibile l'azienda, danno dei benefit al lavoratore, lo coinvolgono negli obiettivi aziendali e lo fidelizzano anche e gli consentono anche di fare un percorso di crescita che io credo che sia altrettanto importante per un ragazzo che si avvicina alla nostra professione straordinaria, che gli consente di fare il lavoro credo più bello del mondo in assoluto, ma che abbia anche una prospettiva di crescita e di carriera. Questo dobbiamo, secondo me, in qualche modo sforzarci tutti di riuscire a mettere in campo anche nel piccolo modello dell'impresa familiare, che necessita di qualche iniezione di managerialità per rinnovarsi, se vogliamo, ma che consenta a questi ragazzi di entrare come boy di portineria, come i classici bell boy in termine tecnico, ma che un domani possano diventare anche dei responsabili di reparto o perché no dei direttori, se ci sanno fare, se hanno le competenze specifiche e soprattutto se hanno la volontà di continuare a aggiornarsi. Infatti. Un altro messaggio, Presidente, come diceva il Presidente, l'unica soluzione per giustificare un costo vacanze elevato è quello di creare un viaggio esperienziale, altrimenti il Veneto è fuori mercato, scrive un telespettatore. Ha perfettamente ragione, lo sposo in pieno, io sono perfettamente d'accordo e credo che ci sia una responsabilità della Regione Veneto in tutto questo. Noi siamo leader in Italia, il Veneto lo è per presenze turistiche, anche con gli ultimi dati che la Regione ha messo fuori, 71 milioni di presenze turistiche è il nuovo record da battere di questa Regione, ma dobbiamo fare attenzione, abbiamo una responsabilità che è quella di rispondere proprio alle specifiche esigenze adesso del mercato. Sono grandi temi che stanno venendo avanti, quello appunto della sostenibilità, del green che abbiamo detto prima, dell'intelligenza artificiale, cioè tutto deve contribuire a creare un'esperienza e credo che nel Veneto questo aspetto sia una partita che possiamo giocare e anche vincere, perché abbiamo tutti gli elementi per farlo. Dobbiamo ricominciare a essere attraenti anche nei confronti dei giovani, perché in questo momento il Veneto ha bisogno veramente di fare il punto in modo strutturato e capire come riattrarre i giovani verso la nostra regione, perché sono una risorsa straordinaria, importantissima,
che consentirà secondo me al nostro settore in particolare di continuare a essere competitivi. Senza di loro non andiamo da nessuna parte, quindi dobbiamo essere molto più attenti, saper parlare la loro lingua e creare le condizioni anche di lavoro che oggi i ragazzi si aspettano e non sono certo quelle del modello anni 50 che abbiamo conosciuto. Esatto. Allora andiamo in pubblicità, poi appunto affronteremo il tema del green un attimo, anche se ci sono ancora problemi di ricerca del personale, perché visto che l'ha introdotto in parallelo andremo a vedere e quindi risponderemo anche ai vostri messaggi tra poco. Restate con noi sempre su 19.